intanto cosa è successo? Come gli hanno raccontata? Mi hanno telefonato i carabinieri annunciandomi che c'era stato purtroppo una seconda esplosione, probabilmente un piccolo ordigno esplosivo artigianale che è scoppiato alle 2 di notte in una zona molto centrale fra Viale della Vittoria e Via Carducci, qui a Vittorio Veneto. Ecco, dove è scoppiato di preciso? Si parla di un negozio con tricolori. È scoppiato in un incrocio di 2 strade, non lontano dal marciapiede, effettivamente vicino a un negozio che, seguendo fra l'altro l'indicazione del Comune e d'accordo anche con l'Associazione di Commercianti di Vittorio Veneto, esponeva il tricolore e il simbolo, il gonfalone di Vittorio Veneto, quello che sta alle nostre spalle, per festeggiare i 150 anni della nostra città e anche la riunificazione del Veneto all'Italia col plebiscito di 150 anni fa. Che lettura dà di questi ordigni? Ce n'è un altro poco tempo fa proprio qui in municipio. Beh, la lettura la daranno, credo la stiano già dando gli inquirenti vagliando le varie ipotesi. Io quello che ho già detto la scorsa volta quando mi è stato chiesto un'opinione riguardo alle Molotov che erano state lanciate nell'atrio di questo municipio, che trovavo del tutto singolare che alla fine della festa per i 150 anni della nostra città, a pochissima distanza di tempo, ci fosse stata questa esplosione. Cosa vuol dire ai suoi cittadini, a questi cittadini che lanciano le Molotov? Non so se sono dei miei cittadini, se sono tali non meritano neanche questo appellativo.